Ancora un altro spazio che prende vita. Sì, questo è un angolo, lo chiamo io angolo di paradiso, è un quadrato, un fazzoletto di terreno che è l'unico terreno che era di proprietà del comune, è di proprietà del comune, mentre il resto sappiamo bene è del demanio, quindi ho avuto l'idea di bonificarlo, era incolto, è anche il ricettacolo di immondizia, abbiamo cercato con un progetto molto semplice, quindi delle panchine e dell'estraio in ferro e legno, quindi di poter abbellire quest'angolo. È fondamentale perché lo dico sempre, sarà apprezzato di più d'inverno nelle belle giornate domenicali soleggiate, quando magari ecco, col giubbottino, con la sciarpa uno si potrà godere veramente il sole. Ma è anche un posto che ricorda delle persone che non ci sono più. Sì, questo solarium l'ho voluto dedicare a Patrizia Russo e a tutte le donne vittime di violenza. Mi è venuto proprio mi è venuta quasi spontanea questa dedica, sia per il fattaccio che è successo con la nostra Patrizia Russo, ma anche perché giornalmente sentiamo le notizie di femminicidio o comunque di violenza per le donne,